Ciao amici, eccoci qua di nuovo per un'altra lezione. Questa lezione sarà breve ma sarà intensa. Intanto mi ringrazio ancora a Matteo e a mamma Daniela perché mi fa sempre un mucchio di complimenti per queste lezioni e sono contento che Matteo, che adesso è in terza media, gaccia voglia proprio di fare l'informatica. Quindi il prossimo anno si iscrive ai superiori con indirizzo informatico. Questo mi ripaga già di tutto il lavoro che sono potuto fare qua. Fantastico, grazie veramente ragazzi. Ringrazio anche Silva, mio caro amico, che ha coniato termine un po' che mi è piaciuto tanto riguardo le mie lezioni. Ecco, io dice che mi uso una leggerezza intelligente. Ecco, lo ringrazio veramente perché è questo il scopo effettivamente, quindi di non essere troppo pesanti con i termini o con i tecnicismi, ma di essere comunque intelligenti e arrivare al punto delle questioni informatiche, arrivare a capire esattamente quello che siamo di fare con precisione, proprio con chiarezza. Allora, oggi cosa facciamo? Facciamo una cosa più breve rispetto alle altre volte, quindi sto video non durerà 40 minuti, mi rendo conto che dura sempre tanto sti video. Facciamo una cosa più semplice però molto efficace. Ritorniamo al concetto di state, di stato, e vediamo di approfondirlo perché questo è fondamentale in React. Allora mi vado ad aggiungere, oltre a questi name, ruolo e foto che ha i nostri calciatori, vado ad aggiungere anche una proprietà e facciamo sempre card per mantenere il standard che usa, status, per esempio lo stato in cui si trova il giocatore, e diciamo che il giocatore come stato iniziale si trova in panchina. Fantastico. Non succede niente, ho solo messo nello stato di questo component. Se vogliamo che venga mostrato a schermo dobbiamo recuperare questo card status dallo state dentro il render e dovevo disegnarlo qua sotto, quindi card status, magari potremmo agganciare anche una stringa, dire stato due punti, con qua si può fare la concatenazione delle stringhe, basta mettere un più. Dago l'ok. Allora qua vedo un po' di padding, padding top, ok, questo fatto un padding y, così mi fa lo spazio anche sotto. Cerchiamo sempre di mantenere a pulizia visiva. E allora, è stato in panchina, come vedi, entrambi nasce con questo stato in panchina, sia del Piero che del Pirlo. Adesso vogliamo aggiungere un pulsante che dica va in campo, ok? Cioè cambia il tuo stato da panchina, va a giocare in campo. Allora mi copio un ennesimo div qua, che dico sempre che finché se qui intermedi se tutti padding top, quando c'è l'ultimo c'è padding y, e finalmente mettiamo in campo il bottone, quindi button, e lo chiediamo la scritta vai in campo. Proviamo a vedere intanto cosa che combina. Perfetto, mi crea un bottone, se che passo sopra col mouse vedo che abbiamo la manina che si crea, non c'è benissimo sto bottone, giusto? Allora, per questioni che adesso non sto a spiegarvi, è meglio se vediamo a questo pulsante il type button, ok? Se sapevo come questione di default, diciamo che questo bottone è di tipo bottone. Potremmo anche usare un div, vediamo cosa succede. Ecco, se ha perso la connotazione del pulsante, però avendo che messo type button continua a essere a manina che mi indica che è un pulsante. Quindi volendo nei miei software addirittura uso solo div per fare i pulsanti, dopo che creo stile, anzi fermo anche subito via perché siamo advanced. E come si chiama? Mettiamo una classe, class name, sempre il nostro bootstrap ne vi incontro, e gli diciamo caro bootstrap, voglio che sto div diventi un pulsante, un button btn. Salva. Vediamo che già è successo qualcosa che ha creato dei spazi in più, però non vediamo ancora niente di che. Va bene, ora che diciamo guarda, che sia un button primary, perché incredibilmente anche qua ha creato dei stili. Eccolo là. Io so già che il button primary ha il colore primary che è lo stesso di questa barra sopra. Tutti i colori standard che usiamo dappertutto, ha sempre quel colore, non dovremo ricordarsi qual è l'esadecimale di quel colore. Figo?
quindi te già disegnare un pulsante, e anche guarda che bello che passo sopra, cambia, si scurisce, se clicco fa un po' di bagliore, ma siamo già a posto praticamente. Adesso qua dovremo ovviamente darghe a funzionalità, cioè quando uno preme deve succedere qualcosa, quindi finalmente in questa lezione femo agire, femo diventare dinamico questo sito. Allora a me mi piace portarmi sempre a capo quelle tabulazioni, anche questi parametri qua, così sono più ordinato. E qua diciamo quale è l'azione on click. Quando qualcuno, perché scrivo mai, quando qualcuno clicca sto pulsante deve succedere qualcosa, uguale, cosa deve succedere? Dovremo usare parentesi graffe ancora una volta, e dovremo usare questa connotazione qua, questa scrittura aperta e chiusa parentesi, freccia, quindi stiamo creando una arrow function. Lo possiamo definire al volo qua. Cosa è arrow function? Arrow function è un modo più stringato di scrivere le funzioni in JavaScript. Le funzioni in JavaScript una volta bisogna scrivere ciccio uguale function tra parentesi aperte graffe, e a furia di scrivere tutte queste robe uno anche magari fa degli errori di battitura e diventa più lento il programmare. Invece aperta e chiusa parentesi già è una function, ok? E metto anche la freccettina, è una arrow function. Cosa deve fare sta arrow function? Devo gestire questo click, quindi handle click, cioè gestiscimi il click. Cos'è sta roba qua? È un richiamo a un'altra funzione, cioè il click fa agire una funzione al volo, così at fly. Cosa fa la funzione? Richiama a sua volta un'altra funzione che dovrò disegnarmi qua sopra, che sarà più comodo. Ricordiamoci sempre di scrivere this, perché dobbiamo dire che questa funzione si trova dentro da questa classe, da me. This vuol dire proprio, vedi, this state vuol dire che dentro sto component in mount mi non vedo sta roba che sta sopra, ma se dico this riesco ad agire su quella roba là. Ho scritto anche qua this, via dicendo. Bene, quando clicchi fai agire questa funzione. Andiamo a definirla qua. Allora, fuori dal render, sopra, quindi ricordiamoci c'è lo stato, ci sono tutti i metodi qua, altre funzioni che possiamo scrivere, e poi c'è il render. Allora, mettiamoci la nostra handle click, anche questa è una bellissima arrow function, quindi si scrive in quel modo lì. Intanto vediamo subito se funziona. Faccio console log e così impariamo anche questo. Mi hai cliccato. Console log vuol dire scrivimi dentro la console, adesso vediamo qua che ho già aperta, scrivimi dentro la console questo messaggio. Questo serve per debuggare, cioè per vedere se siamo io far funzionare bene il software prima di farlo agire veramente. Cosa è la console? La console è questa cosa che appare sotto facendo su Windows Ctrl Shift I di Imola. Ecco qua appare tutto un marasma di robe, panoramiche, rete, benvenuti, via dicendo, tra le varie cose che sia console. E la console è un metodo veloce per ricevere messaggi dalla nostra applicazione e per debuggare anche, insomma, quindi posso mettere questi console log ovunque nel mio programma. Quindi proviamo a cliccare sul pulsante. Mi hai cliccato, quindi effettivamente questo button sul long click chiama questa funzione che fa un log in console. Faccio giusto vedere che esiste anche il console error. Vediamo che differenza che ha. Vedete, diventa rosso come fosse un errore, quindi questo è utilissimo sto console, perché se intercettiamo dei errori segniamo in rosso, se facciamo delle normali informazioni scriviamo console log. È comodo, qua vediamo proprio, siamo dei fighi se guardiamo qua sotto. Usatelo spessissimo sto console log. Allora non mi interessa comunque di fare un console log, quello che mi interessa è che se vado in campo lo stato di Andrea Pirlo non è più in panchina ma deve essere in campo. Come si fa a cambiare lo stato? Che abbiamo già visto qua che cambiamo lo stato, quindi si fa this set state aperta graffa e diciamo che il card status adesso diventa in campo, ok?
possono entrare in campo. Boh, teoria di Gasà di compilare, buttiamo via console, proviamo a premere va in campo, stato in campo, mentre Del Piero è in panchina. Adesso qua sembra già figo così, ma è ancora più figo di quello che pensai, perché non si ricarica tutta la pagina facendo questo va in campo, si ricarica solo questa parte qua, cioè scusami, solo questa card qua. Se sta veloce perché se è piccola come card, però il vantaggio di React è proprio questo, che a differenza del JavaScript, che quando ti cliccavi un pulsante ti dovevi ricaricare tutto e rimostrare con l'idea che era cambiare qualcosa, adesso invece React reagisce solo a questo render, viene stimolato ad eseguirsi di nuovo solo dove i valori vengono cambiati, ed è questo che ha senso questo state. Quando lo stato di un component cambia, riparte di nuovo il render solo di quel component, e quindi si è mosso solo questo. Se clicco Del Piero, go renderizza solo questa scheda qua. Immaginiamo un sito complesso pieno di components che si renderizza solo pezzi a parte, non che sia quel fastidio di vedere la pagina refreshare, diciamo, ma diventa un'app più dinamica, diventa quasi un software a PC, no? Dove tutto te clicchi, non sai che te vedi un bagliore che cambia e si rinfresca ogni volta tutto. Quindi Biria fantastico, e con questo seguiamo anche merità un ulteriore passaggio evolutivo dal nudibranco al trilobite. Certo, il trilobite è un animale preistorico, un insetto preistorico dei fondali marini, e quindi non siamo certo moderni, ma dai, ogni volta cerco di trovare il bello su queste robe. Siamo ancora in stati evolutivi acquatici, siamo ancora in drio come il musso. Cerchiamo di evolvere, speriamo più presto di lasciare il mare e di iniziare a camminare su a terra, quindi di evolvere con cervelli molto più grandi. Però dai, è tutto. Schiacciate come al solito i pulsanti qui sotto, non vi dico neanche più che qua sotto potete offrirmi anche un spritz, perché tanto lo savi. Se non vuoi schiacciare qua sotto per offrirmi un spritz e me cateppa strada, becchiamo il primo bar che capita, assolutamente. Ciao ragazzi.